In estate non ci avrebbe scommesso nessuno, eppure i risultati di questo avvio di campionato parlano chiaro. La sfida di stasera non è un testacoda, ma un big match. Gli uomini di Milella sono in cerca dell'aggancio in vetta. I campani vogliono rimanere a punteggio pieno. Dal Palace Schweitzer di Mantova. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Savia Testa Mantova Feldi Eboli. Sesta giornata del campionato di Serie A di futsal. Squadre a centrocampo per i saluti di rito. Consueto lancio della monetina, noi ne approfittiamo per illustrarvi i quintetti di partenza delle due squadre, partendo da quello dei padroni di casa del Savia Testa Mantova. In porta c'è Casassa, poi ultimo Mascherona, i laterali saranno Donadoni e Misael, pivot Taurisano. Risponde la Feldi Eboli con Di Stanio tra i pali, Venanzio ultimo, e poi gli altri tre sono tutti giocatori di grandissimo movimento, di enorme duttilità, potrebbero ricoprire tutti i ruoli del campo. Si tratta di Caponigro, Calderolli e Kenji. L'arbitro 1, l'avete vista inquadrata, è Martina Piccolo della sezione di Padova. L'arbitro 2, Matteo Ottaviani di Trieste. Il cronometrista sarà Andrea Saggese della sezione di Rovereto. Squadre che si dispongono in campo proprio in questo momento. Come anticipavamo nella nostra introduzione, si tratta di una sfida ad alta quota tra una delle corazzate della Serie A e un'enorme sorpresa, vale a dire il Savia Testa Mantova, che è neopromosso ma è lì a -3 dalla vetta. Vuole riscattarsi dalla sconfitta per 5-2 contro la Pirossigeno Cosenza e soprattutto allungare una striscia positiva incredibile tra le mura amiche. Pensate che non perde a Mantova dall'8 novembre 2024, davanti però alla squadra che è partita meglio di tutte in questo avvio di campionato. È ancora imbattuta, considerando solo la regular season. Tra l'inizio di questa stagione e il finale della scorsa viene da 9 vittorie consecutive e 13 risultati utili di fila. L'ultima sconfitta nella stagione regolare risale al 15 marzo a Cosenza. Tutto pronto? Si comincia con il primo possesso della Feldi Eboli, che perde subito il pallone, però guadagna un calcio di punizione per il fallo commesso da Misael. Subito però un grande rischio corso da Capitan Calderolli, numero 11. Il gioco riprende. Calderolli apre a destra. L'ultimo tocco, vediamo di chi è. Dovrebbe essere di Donadoni, sì, perché la rimessa è per la Feldi Eboli. Se ne incarica ancora Calderolli. Viene cercata la conclusione, che si abbatte sul muro di maglie bianche. Guadagna metri la squadra di Luciano Antonelli. Palla fuori per Caponigro, che probabilmente l'ha calciata addosso a Calderolli, anzi a Venanzio, e quindi fallo laterale per il Mantova. Alla battuta Misael, che va all'indietro, si alza la pressione della Feldi Eboli, subito veemente, poi Calderolli di petto, accomoda per Di Stanio con le mani Caponigro, all'indietro Venanzio, si fa vedere Caponigro, si va da Calderolli, passaggio impreciso, fallo laterale per il Mantova. A battere il classe 95 Misael, che ha già segnato 3 gol alla Feldi nella sua carriera. Uno con l'Imola Castello, uno col Pescara e uno proprio con questa maglia in questa stagione. Una sola rete in campionato, proprio Misael in avanti alla ricerca di Taurisano. Chiude la Feldi, non è finita, si lotta sull'out di destra, c'è un altro contatto e arriva anche il fischio di Martina Piccolo.
quando sono passati 56 secondi effettivi dall'inizio della partita. Misael, di prima in avanti, imprecisa la sua imbucata. Riparte la Feldi, che può costruire. Calderolli si appoggia a destra, Venanzio prova a chiudere il triangolo, finisce anche a terra, rimessa già battuta proprio mentre il numero 5 si stava rialzando. Mascherona a sinistra, Misael, finta contro finta, poi l'ultimo tocco è del numero 10 sulla pressione di Kenji, che torna ad accomodarsi sulla fascia destra, quella di sua competenza. Talento purissimo, quello del 2000 brasiliano Kenji. Prima stagione alla Feldi, arrivato dalla Sandro Abate, con cui l'anno scorso ha debuttato in Italia. Che debutto, 18 gol alla sua prima stagione. Calderolli, fallo in attacco. E ne approfitta per andare a spiegare la sua decisione Matteo Ottaviani, e anche per placare l'ira di Venanzio, brasiliano naturalizzato italiano. Misael prova ad andare via sulla sinistra, chiuso da Kenji. Mascherona in appoggio, poi in bucata, che non giunge a destinazione. Si era mosso sulla sua verticale Taurisano. Kenji all'indietro, Venanzio studia la situazione, poi si appoggia come sempre a Kenji, che sbaglia il tocco per Calderolli, ed è la seconda situazione di questo tipo che si verifica in questi primi 2 minuti effettivi. Misael, Mascherona può solo tornare da Misael, che coinvolge Casassa. Poi Donadoni per Taurisano, duello molto fisico con Venanzio, e Donadoni che si trascina il pallone oltre la linea laterale. Caponigro, Calderolli in orizzontale, adesso si alza anche la pressione del Mantova. Feldi che chiama in causa Di Stanio, imbucata che non passa. Attenzione a questa chance per Cabeza, appena entrato in campo. Ha avuto sul destro il primo tiro della partita. Altro fallo e primo cartellino giallo della partita ai danni di Donadoni. Fallo numero 2 commesso dal Mantova. Conclusione da fuori. Si oppone Casassa, non riesce a liberare il Mantova, e attenzione allora la chance per la Feldi. Chiude Casassa, che alla fine si trova lì il pallone e va al rinvio lungo alla ricerca di Cabeza. Prova a girarsi e il suo destro viene murato. Chiede anche un intervento del direttore di gara, che però non ravvisa nessuna irregolarità. Mascherona, potente ma impreciso il destro del numero 11. Un solo gol quest'anno in Coppa Divisione. È entrato anche Wilde. Di Stanio prova a guadagnare qualche metro. Rilancio dove c'è Mascherona, che riesce anche ad andare via. Poi sbaglia il tocco per Misael. Il pallone però era uscito in fallo laterale.
Mascherona ancora ben posizionato. Chance per Misael. Di Stanio si oppone. Prima vera occasione della partita. A 4 minuti effettivi dall'inizio. Fallo laterale. Di Stanio. Avanza. Arriva nella metacampo del Mantova e sbaglia il tocco. Kayike. Va al rilancio verso Cabeza. Letto bene da Gattarelli. Attenzione alla Feldi che guadagna un calcio d'angolo. Il primo della partita. Ha rischiato l'autogol il Mantova. C'è Gattarelli, c'è anche Ghi. Pallone fuori, conclusione al volo. Casassa. Come aveva calciato Felipinho. Ora Ghi trova l'opposizione di Kayike. Gli gira intorno Felipinho. Prova a raggiungerlo Selusio. Non ci riesce. Gattarelli si fa vedere. Selusio preferisce andare da Ghi. Vediamo se la sua fisicità servirà per sbloccare la partita e anche il suo fiuto del gol. 4 reti nelle prime 4 partite di campionato della Feldi. Ghi non si intende con i compagni e regala il fallo laterale al Mantova. Cabeza. Leleco. Kayike. Wilde. Si abbassa Kayike, prova ad andare in avanti alla ricerca di Cabeza. Di Stanio ha già fatto ripartire il gioco. Gattarelli. Bene tra le linee per Selusio, finisce giù e c'è un fallo. Calcio di punizione per la Feldi sul pallone Selusio. Felipinho ha cercato Ghi. Pallone che termina sul fondo. Di Stanio. Si alza la pressione di Kayike. Si allarga Di Stanio che riceve. Può avanzare sull'autidestra. Non si intendono Ghi e Selusio. Wilde. Kayike. Cerca il cambio di lato ed è un'ottima idea che porta al vantaggio del Mantova con il destro imparabile di Cabeza. 1-0.
La sblocca la squadra di Milella con l'iniziativa di Cabeza su un'invenzione di Wilde. Cambio di gioco alla perfezione. Il gioco che riprende. Deve inseguire la Feldi per la rete di Cabeza. Il suo quarto gol stagionale. Prova a rispondere adesso alla squadra di Antonelli. Si guadagna un calcio d'angolo. Il terzo della partita. Vediamo se arriverà la reazione. Pallone morbido, troppo corto. Wilde all'indietro, Mascherona. Gioco fermo. Minuti e 17 secondi effettivi da giocare in questo primo tempo. E avanti il Mantova con la rete di Cabeza. Lavrendi, Caponigro, ancora Lavrendi, prova ad andare via, si trascina il pallone oltre la linea del fallo laterale. Misael direttamente in avanti, poi Lavrendi in palleggio, riesce a girarsi e poi con pazienza attende che i suoi si dispongano. Verticale, Venanzio, fallo laterale. Proprio Venanzio a far movimento, non si intende, con Calderolli. E allora rimessa per il Mantova. Gioco molto spezzettato fino a questo momento. Nessuna delle due trova fluidità di manovra. Però quello che conta è il punteggio e premia il Mantova. Casassa con le mani, lunghissimo, direttamente da Di Stanio. Adesso Venanzio gioca quasi da pivot. Calderolli prova a sfruttare il blocco di Lavrendi, poi allarga sulla destra. Fallo laterale, ancora una volta conquistato dalla Feldi nella metà campo del Mantova. Feldi che in questo avvio cerca sempre, o quasi sempre, di sfondare a destra. Venanzio! Forte ma impreciso. Ovviamente non ha fretta il Mantova. Che guadagna. No, non guadagna perché della Feldi il fallo laterale, quasi dalla stessa identica mattonella di pochi istanti fa. A sinistra c'è Lavrendi, va a battere Calderolli proprio per Lavrendi che cerca di usare il corpo come perno ma non controlla la sfera. Misael, Mascherona di prima in avanti, forse commette fallo Taurisano. Fanno giocare gli arbitri. Lavrendi, Calderolli, tocco per Caponigro, ancora Calderolli,
con la colla sullo scarpino, poi però perde il pallone Donadoni. In difficoltà la Feldi, questa prima metà di primo tempo. Di Stanio, la chiama Lavrendi, va dall'altra parte Venanzio. Calderolli all'1 contro 1, zona tiro, Calderolli per il momento fa un assist a Lavrendi che se la trova lì, ancora Lavrendi. Alla fine il pallone termina fuori. La conclusione di Capitan Calderolli era diventata un assist per Giuseppe Lavrendi. Sempre Calderolli alla battuta, si muove Caponigro, pallone morbido verso Lavrendi, duello tra numeri 8, vinto da Donadoni, Venanzio con la punta. È un passaggio a Casassa che non ha problemi a bloccare. Lob lungo alla ricerca di Cabeza. Lavrendi si appoggia a destra per Venanzio che tanto per cambiare guadagna un fallo laterale sull'out di destra. Per il momento però il Mantova regge. Calderolli, più che un fallo laterale forse era un calcio d'angolo, quello battuto dalla Feldi. Lavrendi, occhi negli occhi, poi mascherona, ringhia su di lui, gli strappa il possesso. Donadoni, Cabeza, fermato il numero 88, mentre viene chiamato il primo time out della partita, quando siamo praticamente a metà del primo tempo. 10 minuti e 38 da giocare, ne sono passati 9 e 22. Avanti il Mantova con la rete di Cabeza, pivot brasiliano, classe 93, quarto gol stagionale, il terzo in campionato, ne ha segnato uno anche in Coppa della Divisione dove il Mantova mercoledì affronterà l'Energy Saving. Nella fase a gironi ha battuto Videoton e Argonese. Ai 32esimi affronterà appunto l'Energy Saving, 32esimi che sono già stati giocati invece dalla Feldieboli, che ha eliminato il Benevento dopo aver avuto la meglio nella fase a gironi su Mama Futsal San Marzano e Amalfi Coast Sambuco. Martedì proprio l'ultimo turno di Coppa con la vittoria appunto per 4-2 sul Benevento. Caiche, Wilde protegge e allarga nuovamente a sinistra da Cabeza, destro-sinistro, va via, prova la puntata, il pallone è uscito però, secondo Martina Piccolo della sezione di Padova. Di Stanio largo a sinistra per dare più alternative ai compagni. Proprio Di Stanio supera la linea di centrocampo, attaccato da Wilde che attende come un rapace il momento migliore per aggredire. Ghi sposta, va a destra, tamponato da Leleco. Ancora Ghi, Wilde lo ferma. L'ultimo tocco è proprio del numero 13 del Mantova. Mantova che adesso deve difendere stranamente dal lato di sinistra nella direzione di attacco della Feldi. Pallone morbido per la conclusione al volo che si spegne sul fondo. Sempre 1-0 Mantova al Palace Schweitzer. Casassa
per Kayike in orizzontale. Wilde di prima verso Cabeza che viene anticipato. Ancora Wilde, ci mette una pezza ma rallenta solamente l'offensiva della Feldi. Viene chiamato lo schema da parte di Selusio. All'indietro Di Stanio non può superare la linea di metà campo, sceglie il lob e lo fa in modo molto preciso. Poi irregolarità commessa da Wilde su Kenji nella sfida tra numeri 13 in cui ha avuto la meglio il laterale della Feldi. Prima di approdare in Italia, giocato negli Emirati Arabi Uniti. Conclusione, Casassa si oppone 2 volte anche alla ribattuta di Ghi. E una delle due l'ha parata con il collo. Rivediamo il replay. Questa con il collo. Poi la seconda in bugger. Schema da calcio d'angolo per liberare al tiro Kenji. Casassa se la trova in mano. Poi lancio lungo, impreciso per Wilde. Di Stanio. Selusio chiede l'1-2 che non si chiude. E poi Di Stanio. Selusio cerca Ghi. Ancora Selusio. Ghi lotta con Wilde che da terra riesce in qualche modo a scippargliela. Poi Di Stanio dà un'occhiata in avanti, prova a pennellare Kayike, ma non è finita. Ghi se la sposta sul mancino e poi il suo tentativo di imbucata in area di rigore viene fermato. 8:32 da giocare. Rimane a terra un giocatore del Mantova, addirittura vittima di crampi. A 8 minuti e 32 dalla fine del primo tempo, Leleco che è costretto a uscire. Al suo posto entra Mascherona. Selusio si incarica della battuta. Ancora una volta è un tentativo di trovare la conclusione di Kenji. Sesto calcio d'angolo per la Feldi. Selusio imbucata con l'esterno. Poi il pallone rimane al Mantova che fa correre Mascherona, chiuso, e ha commesso fallo secondo Martina Piccolo. Sfrutta malissimo però la chance la Feldi, ma forse si deve ribattere. Nel frattempo arriva un cartellino giallo per Mascherona. Secondo ammonito del Mantova dopo Donadoni. Vediamo se verrà ripetuta la battuta del calcio di punizione. Tra l'altro è il quinto fallo commesso dal Mantova e questo è il motivo per cui verrà ripetuto il calcio di punizione, perché non poteva battere velocemente Di Stanio. Neanche questa volta va bene.
Venanzio si guarda intorno, non sembra aver capito il motivo di questa ennesima ripetizione. E ora si può effettivamente ripartire. Mascherona, poi Taurisano all'indietro, ancora Mascherona. Caicche, raddoppiato. Tunnel di Caicche che va via. Poi il tocco con l'esterno dall'altra parte per Donadoni. Rimpallato il suo destro. Magia di Caicche. Mascherona sbaglia il controllo. Kenji si era subito avventato su di lui. Mascherona imbucata. Taurisano difende all'indietro. Mascherona, palla in area di rigore. Taurisano non riesce a girarsi, allontana la Feldi. Pallone direttamente dalle parti di Mirko Casassa. Seconda stagione al Mantova per il classe 92. Ha mosso i primi passi nell'Asti, con cui ha vinto uno scudetto e 2 Coppe Italia. Taurisano attaccato, si gioca probabilmente per il vantaggio e Misael lo spreca. Ghi mette il corpo davanti. Calderoli sbaglia, retropassaggio e Misael lo perdona colpendo il palo. Occasione enorme per il 2-0 su un erroraccio di Calderoli che poteva costare carissimo. Prova a rispondere la Feldi. Calderoli, vediamo se Casassa l'ha toccata. Sì, sarà calcio d'angolo. Per la disperazione di Mascherona e dei tifosi sugli spalti. Calderoli a battere il corner. Lob per il destro al volo. Si salva il Mantova. Ci aveva provato Venanzio. Il pallone ha toccato il soffitto e quindi sarà fallo laterale. Venanzio. Si alzano i decibel al Palace Schweitzer. Calderoli a sinistra da Venanzio. 1 contro 1. Non ci sono varchi. Calderoli. Venanzio sempre nel ruolo di pivot. Lato lato. Calderoli dentro. Pecca di altruismo, non è finita. Se la ritrova lì Calderoli. E stavolta la frittata era il Mantova che stava per combinarla. Lavrendi anticipato in modo regolare. Rimane a terra un giocatore del Mantova, mentre viene chiamato l'ingresso in campo dello staff medico. 6 minuti e 03 da giocare al Palace Schweitzer di Mantova. 1-0 Savia Testa Mantova contro la Feldi Eboli. Ne ha aiutato a rialzarsi Donadoni, che ha avuto la peggio nello scontro con Lavrendi. Calderoli per l'esecuzione del fallo laterale. Imbucata in area di rigore. Non se l'aspettava né Filippigno né Venanzio. Wilde. Mascherona. Torna da Wilde di prima per Misael. Riesce solo a toccarla. Di Stagno in uscita lo disturba. Lavrendi. Movimento di Calderoli all'1 contro 1 con Mascherona. Sterza. Apre a destra. Venanzio addosso a Cabeza. Fallo laterale
di cui si incarica proprio Venanzio. Felippigno, Venanzio! Un fulmine nell'angolino, una fiammata all'improvviso della Feldi, 1-1. Se l'è inventato questo gol la squadra di Antonelli, quando la gara sembrava spenta, i ritmi sembravano bassi. È bastata una giocata individuale per pareggiare i conti. E l'ha trovata Venanzio, quarto gol in carriera al Mantova, il secondo in campionato, dopo quello realizzato contro la Sandro Abate. (1-1) al Palace Schweitzer. Lavrendi, vediamo se la rete scioglie la Feldi. È sembrata un po' bloccata per questi primi 15 minuti effettivi. Cabeza finisce giù, tutto regolare. Ricordiamo che il Mantova è a 5 falli. Calderolli passa in mezzo a due, Mascherona gli scippa il possesso senza fallo, poi prova l'assist a Misael. Si chiude la squadra di Antonelli. Mascherona, Wilde imbucata, Misael la incolla sotto la suola, poi Mascherona, tiraccio messo male col corpo, il suo mancino termina abbondantemente fuori. Felippigno punta Cabeza, il fallo laterale però è del Mantova. Ultimo tocco del numero 22 della Feldi, brasiliano, Felippigno. Caiche, Cabeza va alla conclusione sul fondo. 4:41 da giocare al Palace Schweitzer. Si fa vedere Selusio, ignorato. Kenji prova a mettersi in proprio, ancora Kenji, Ghi, sponda, Lavrendi. Selusio per Ghi, mette il fisico, si accentra, va al destro, respinto, praticamente impossibile levare il pallone a Ghi quando lo difende spalle alla porta. Selusio, Ghi si appoggia a Kenji, Casassa in due tempi. Poi con le mani lunghissimo per Cabeza. E gliel'aveva servita con il contagiri sulla testa l'estremo difensore del Savia Testa Mantova. Kenji se la sposta sul mancino, su di lui Wilde. Kenji allarga, Caponigro per Ghi, il pallone sfila, l'ultimo tocco è di un giocatore del Mantova. E quindi corner numero 8 per la Feldi. Non ne ha battuto neanche uno la squadra di Milella. Caponigro, potente ma addosso alla difesa del Mantova. Ancora una volta a destro direttamente in porta. Casassa a due mani. Ghi di testa, un alleggerimento per Di Stanio. Avanza, supera la metà campo. Lob impreciso per Caponigro. Casassa verso Cabeza. Questa volta il fallo c'è ai danni del numero 88 e arriva anche il primo cartellino giallo per la Feldi Eboli ai danni di Selusio. Occhio ai calci piazzati del Mantova, che ha a disposizione una nutrita schiera di ottimi tiratori. Protesta ancora Selusio.
che ora viene calmato da Ghi. Sul punto di battuta Cabeza e Leleco. Vediamo chi va dei due. 3:25 da giocare. Finta Leleco. Va Cabeza. In spaccata si oppone Di Stanio. Fallo laterale. Wilde chiede le distanze fatte rispettare dall'arbitro. Caicche col mancino. Di Stanio in due tempi, facendo venire qualche brivido alla panchina della Feldi. Casassa di testa, molto bravo a leggere questa situazione. E poi Caicche guadagna al massimo ottenendo un fallo laterale. Wilde, Leleco, di prima, Caicche! Stop e mancino al volo, super girata, davvero pivot di Caicche, doppietta, 2-1. Che giocata di Cabeza! Super giocata di Cabeza! Doppietta dell'88. Rivediamo, stop e conclusione al volo di Cabeza da super pivot. Selusio prova l'imbucata, non passa. Taurisano fermato, poi scambio, mancino respinto. Fallo laterale. Selusio a battere. Kenji in orizzontale per Selusio. Torna a destra. Ancora Kenji. Si accentra, zona tiro, rimpallato Caicche. Può ripartire, sbaglia. Ghi si accentra. Ghi addosso a Casassa. Poi non trova la porta Caponigro. Casassa verso Taurisano che non può controllare. Caponigro protegge, cerca il destro, ancora Caponigro. Casassa si oppone. Da sottolineare anche la gestione dei 5 falli del Mantova. Ghi, movimento e girata, respinta. Il Mantova scaraventa il pallone il più lontano possibile. Di Stanio lo porta su. Anche zona tiro. Ci prova Casassa a due mani. Poi Misael non riesce a ripartire. Calcio di rinvio per il Mantova. Misael di prima, direttamente dalle parti di Stanio. Ghi si accentra, può anche calciare. Casassa risponde presente. Di Stanio sulla pressione di Taurisano, rimane lucido e trova una traccia. Ghi non filtra la sua imbucata. E attenzione a questa chance per il Mantova, che trova il 3-1 in contropiede. La squadra di Milella si porta sul +2.
Pallone sanguinoso perso dalla Feldi, che viene punita. Rete di Taurisano per il 3-1 del Mantova. Calderolli va al destro, Casassa, gran risposta. Primo tempo stratosferico del Mantova, mentre viene chiamato il time out dalla Feldi. E non può che essere soddisfatto mister Milella per il super primo tempo dei biancorossi. Avanti 3-1 sulla capolista Feldi Eboli, che aveva trovato il pari all'improvviso in un primo tempo in cui aveva e sta tuttora faticando parecchio il Mantova. Poi ha punito prima con un lancio lungo abbastanza scolastico, che però è stato trasformato in oro da Cabeza. E poi su una ripartenza valorizzata da Taurisano, altro fallo laterale. Calderolli, Di Stanio, sbaglia Selusio, arriva comunque Venanzio a mettere una pezza. Calderolli, su di lui Misael. Calderolli va via sul fondo, palla all'indietro, infilata sotto la traversa. 3-2. La Feldi è ancora viva con le proprie individualità, con i propri talenti. Si porta a -1 grazie alla rete di Selusio. Si è accesa la partita in questo finale di primo tempo. Di Stanio, morbido nell'angolo, pallone rimesso in mezzo. Poi Wilde, alto. (25 secondi). Ora 21 secondi da giocare. Fallo laterale in zona d'attacco per la Feldi. Calderolli, troppo corto il suo lob. Cabeza, la scaraventa dalle parti di Di Stanio. Vediamo se riesce a concludere un'ultima volta verso la porta la Feldi. Di Stanio spreca la chance. Casassa, Misael. Si alza la pressione di Calderolli. Mascherone in avanti. Cabeza la protegge. Selusio, Venanzio deve calciare, non ce la fa. Arriva la sirena. Finisce 3-2 per il Mantova. Il primo tempo, doppietta di Cabeza e gol di Taurisano per la Feldi. Reti di Venanzio e Selusio. Noi ci prendiamo una pausa, prendetevela anche voi, ma poi di nuovo qui per la ripresa di Savia Testa Mantova. Feldi Eboli.
Bentornati al Palace Schweitzer di Mantova. Ancora pochi istanti e poi comincerà la ripresa di Savia Testa Mantova Feldi Eboli. Punteggio di 3-2 per il Mantova, che ha sbloccato la partita con Cabessa. Poi è arrivato il pareggio della Feldi con Venanzio. Nuovo doppio vantaggio del Mantova con la doppietta di Cabessa e la rete di Taurisano. E poi 3-2 Feldi proprio in chiusura di primo tempo con Selusio. Partita più che mai aperta. Gara dall'andamento strano. È stata sì ricca di reti, ma per lunghi tratti è stato un primo tempo bloccato, con le due squadre che hanno faticato a creare palle gol. E di fatto palle gol nitide, vere e proprie, non ce ne sono state, a eccezione delle reti, con i due portieri che raramente sono stati impegnati, Di Stanio quasi mai, Casassa quasi solo con tiri dalla distanza. Adesso è tutto pronto per la ripresa del gioco. E si ricomincia con il primo possesso del Mantova. Viene fermato da Calderolli. Fallo laterale per la Feldi. Calderolli. Di Stanio. Avanza, palla al piede, arriva quasi sulla tre quarti. Poi pressato, perde lucidità e sbaglia il tocco. Mascherona. Taurisano mette il fisico e poi serve Misael. Gli viene toccato il pallone proprio sul più bello. Invenzione di Taurisano. Filippigno. A rimorchio Ghi con il tacco. Venanzio. Calderolli. Non riesce ad andare via e neanche a servire Ghi. Sarà fallo laterale per il Mantova. Donadoni. Misel di prima, intercettata la sua verticalizzazione da Capitan Calderolli. Di Stanio. Imbucata Ghi di prima. Venanzio aveva cercato Filippigno sul secondo palo, non l'ha trovato. Calderolli. Tocco per Venanzio. Impreciso in qualche modo. Comunque la Feldi guadagna un altro fallo laterale. Filippigno contromovimento. Non riesce ad andare a calciare. Venanzio si complica un po' la vita. Batte velocemente. Casassa risponde presente e poi rimane giù. Donadoni, forse ha subito un colpo. Viene chiamato l'ingresso in campo dello staff medico. Passati 90 secondi in questo secondo tempo. Conduce sempre il Mantova per 3-2. Fallo laterale per la Feldi Eboli. Calderolli
Non riesce a controllare con la suola in girata. Allora Wilde. Sulla sua verticale Cabeza si muove con un attimo di ritardo. Vediamo di chi è stato l'ultimo tocco. Dell'88. E quindi Di Stanio in avanti dalle parti di Casassa. Anche lui lungo. Anche lui non riesce a raggiungere il proprio pivot. Venanzio. Felipigno. All'indietro Venanzio, Calderolli, di nuovo Felipigno. L'uno contro uno con Mascherona, che alla fine riesce a recuperare il possesso. Cabeza, lotta, finisce giù, non è finita. Venanzio, Morato. Felipigno si accontenta del fallo laterale. Felipigno col mancino deviato, no. Il pallone finisce in porta, ma non è stato toccato da nessuno. Mascherona. Tocco per Misael. Wilde. Misael di prima alza uno strano campanile. Venanzio di testa. Ghi mette ordine. Tocca per Calderolli. Sfida Mascherona. Calderolli prova a liberare il destro. Non trova né la porta né Ghi sul secondo palo. Venanzio. Wilde attento e sporca la sua imbucata. Destro forte di Venanzio. Casassa risponde presente. Calderolli. Si prende il centro del campo. Apre a sinistra. Entra in area di rigore Venanzio. Casassa. Molto bravo in uscita. Al limite dell'area Ghi e Felipigno. Morbido, sbaglia l'esecuzione Calderolli. Cabeza per Mascherona, se la allunga. Di Stanio intercetta. Adesso contropiede a disposizione della Feldi. Misael ci mette una pezza. Cabeza che si ritrova ultimo uomo dei suoi. Misael suola, mancino deviato. Calcio d'angolo, il primo nella partita del Mantova. Wilde per Cabeza, rinuncia al tiro di prima e guadagna un fallo laterale. Wilde per Misael, non controlla. Felipigno raddoppiato, fallo laterale a disposizione della Feldi Eboli. Felipigno fuori per la conclusione di Gattarelli, che trova una deviazione, e il corner numero 9. Palla ancora fuori per la conclusione deviata, che finisce alle spalle di Casassa. 3-3, ha segnato Felipigno. Anche se la deviazione è stata nettissima e ha messo fuori causa Casassa. Mancino di Felipigno per la nuova parità al Palace Schweitzer. Quando sono passati 4 minuti effettivi nel secondo tempo.
Rimane a terra Gattarelli. Il gioco può continuare. Il fallo laterale per la Feldi che viene ribattuto. Conclusione scagliata da Caponigro. C'è anche Gattarelli in zona. Kenji accenna un blocco. Selusio puntata sul secondo palo che si spegne sul fondo. Casassa. Caike lato lato per Wilde. Ancora Caike viene a prendersi il pallone al centro. Wilde imbucata. Cabeza attende rinforzi. Finisce giù Caike e subisce fallo. Il numero 25 brasiliano, prima stagione in Italia, arrivato dai kazaki della Tirau. Leleko si appoggia a Wilde sulla sua verticale. Cabeza, pallone che scivola oltre la linea laterale. Lancio lungo della Feldi che arriva a destinazione. Caike ci mette una pezza. Wilde, ripartenza subito fermata. Ora grande rischio corso dalla squadra di Antonelli. Gattarelli per Kenji. Raddoppiato. Il pallone non è uscito come chiedevano i giocatori del Mantova. Wilde saltato. Cabeza in chiusura. Casassa può far ripartire il Mantova. Caike rischia sulla pressione di Gattarelli. Leleko, ancora Caike in avanti per lo scatto di Taurisano, attaccato da Gattarelli. Il fallo laterale è per la Feldi. Selusio l'orizzontale per Di Stasio, non può far altro che andare lungo. Wilde è lui l'ultimo giocatore del Mantova. Leleko pressato. Caike, fallo laterale. Kenji, Gattarelli finisce giù. Fallo di Caike che chiede subito scusa al numero 4, Daniele Gattarelli, arrivato in estate dalla Fortitudo Pomezia. Futsal che è di famiglia, considerando che entrambi i suoi fratelli sono due giocatori di calcio a 5. Alessio, di ruolo portiere, attualmente svincolato, fino all'anno scorso era con lui al Pomezia. Francesco, laterale, gioca in A2 con la Cioli a Riccia. Gattarelli in cerca del primo gol in campionato. Ne ha segnati 3 in stagione, tutti in Coppa Divisione. Rimessa laterale per il Mantova. Donadoni, morbido in avanti, duello fisico tra Gattarelli e Taurisano. Fallo laterale.
Il tocco per Kayike, addosso alla barriera della Feldi. Passati 5 minuti e mezzo in questo secondo tempo. 3-3. Ha pareggiato Felipigno. Ancora Kayike pronto alla conclusione. Donadoni. Sbaglia il retropassaggio, che è una soluzione a metà fra Taurisano, fra Mascherona e Casassa. Selusio per Caponigro con l'esterno. Altra deviazione. 4-3. La ribaltata la Feldi, che per la prima volta in questa partita è avanti. Rivediamo lob, Caponigro e altro tocco che mette fuori causa Casassa. Vediamo la reazione del Mantova. Chiaro che reagire non è facile, non solo per la caratura dell'avversario, ma anche perché a livello morale 2 reti con tanta sfortuna non sono facili da accettare, però c'è un'eternità ancora da giocare al Palaschweizer. Donadoni, palla nell'angolo, Di Stasio intercetta, contropiede a disposizione della Feldi, che non lo sfrutta, non c'è fallo e adesso la ripartenza è per il Mantova. Mascherona, tocco per Donadoni. Di Stanio si oppone. Kayike sbaglia l'imboccata. Pallone intercettato, un po' di caos a livello tecnico adesso. Kayike, Mascherona, Donadoni a destra, Cabeza guadagna un fallo laterale. Inquadrato Misael. Proprio il numero 10 viene fermato dall'altro numero 10, Ghi. Va direttamente in avanti. Chiude la Feldi. Felipigno, Ghi. Di prima ancora da Felipigno, che tocca per ultimo sull'intervento di Donadoni. Mascherona. Fallo laterale. Che forse viene assegnato alla Feldi, perché il punto di battuta non era quello corretto. Almeno questo ci sembra di capire. Felipigno. È uno schema. Ghi difende, Felipigno, tanta potenza, pochissima precisione. Donadoni sbaglia l'imbucata. Di Stanio mette giù un pallone un po' scomodo. Mascherona di testa. Ghi ostacolato da Felipigno. Pallo laterale per il Mantova. 12:37 da giocare. Mascherona. Cabeza cerca l'elastico, non gli riesce. La rimessa sarà nuovamente per il Mantova, proprio davanti alla panchina della squadra
di Luciano Antonelli, argentino, seconda stagione alla Feldi. Prima di approdare in Campania, prima seguiamo però questa chance per la Feldi. Viene fermata, dicevamo, di Antonelli. Prima di approdare in Campania aveva allenato solo il San Lorenzo. Caponigro, Suolata, pallone allargato, Casassa. Calcio d'angolo. Antonelli aveva allenato appunto il San Lorenzo dal 2019 al 2024, un campionato, 3 coppe nazionali, 2 supercoppe e una Coppa Libertadores. Palmarès ricchissimo per l'allenatore dei campani. Adesso viene chiamato un time out dal Mantova. Antonelli, che è anche un ex giocatore, ha mosso i primi passi in Argentina, nel Parque, un club di Buenos Aires. Poi nel 2000 si è trasferito in Italia, dove ha vestito le maglie di Arzignano, Luparense, Ancona e Perugia, alternandosi tra A2 e Serie A. Italia, dove è anche tornato in un secondo momento per giocare con Teramo, Povoli, Cogianco, Cornedo e Arzignano. In mezzo una parentesi in Spagna con Burela ed Extremadura. Finito la carriera in Argentina al San Lorenzo, dove appunto ha iniziato la carriera da allenatore, togliendosi una soddisfazione dopo l'altra. 12 minuti da giocare al Palace Schweitzer, 4-3 per la Feldi Eboli, che è stata sotto per tutta la partita. Prima 1-0, poi 3-1 e adesso è avanti 4-3. Di queste 4 reti, 3 arrivate da palla inattiva, 2 da calcio d'angolo e una da rimessa laterale. Felipigno per Calderolli. Ancora a duettare il 22 e il capitano della Feldi. Felipigno in avanti, Mascherona chiude ma solo per un attimo. Calderolli con spazio sbaglia lo stop e si dispera perché potevano aprirsi scenari importanti. Felipigno all'indietro, Ghi. Calderolli finisce giù, Venanzio, tutto regolare, semplice rimessa per il Mantova. Cabeza, doppio passo, va via, trattenuto, calcio di punizione e cartellino giallo per Venanzio. Secondo ammonito della Feldi dopo Selusio. Cartellino inevitabile, fallo tattico del numero 5 sul punto di battuta. Cabeza, arriva Wilde che scarica per il mancino di Misael, impreciso, decolla oltre la traversa di Stanio. Calderolli con l'esterno, Felipigno, contromovimento, Ghi si mette in proprio. Calderolli di prima, Felipigno elude la pressione di Wilde, se la porta sul destro, cerca Ghi sul secondo palo, il pallone termina in fallo laterale. Deve entrare in campo lo spazzolone per asciugare il parquet.
Felipigno. A rimorchio Calderolli. Riceve adesso il capitano e torna da Felipigno. Sfida Wilde, non lo lascia andare via. Mascherona intercetta. Deve far tutto da solo ed è costretto a tornare indietro da Cabeza. Apertura sulla destra. Felipigno provvidenziale. Di Stagno, è lui che avanza palla al piede. Allarga per Ghi davanti al portiere. Casassa non si lascia ingannare. Calcio d'angolo fuori. Felipigno. Stavolta Casassa se la trova lì con le mani. Calderolli. Sombrero su Wilde che rimane in pressione. Il fallo laterale per la Feldi. Provano a farsi sentire anche i tifosi del Palace Schweizer. Mascherona si fa sentire su Caponigro. Poi destro sul palo, ma non è finita. A un passo dal 5-3 la Feldi con Selusio. Che chiama lo schema. Prova l'imbucata a Wilde nel posto giusto al momento giusto. Selusio la lascia lì per Caponigro. Murato da Wilde. E l'ultimo tocco è di Caponigro. (9:50 da giocare). Sempre 4-3 per la Feldi. Mascherona cerca l'imbucata e si complica un po' la vita. Lavrendi. Mascherona. Caiche sfida proprio Lavrendi. Cabeza protegge. Attaccato dal numero 8. Guadagna un fallo laterale. Caiche. Cabeza addosso alla barriera. A rimorchio Mascherona, dall'altro lato Donadoni, si va in mezzo da Cabeza. Colpisce al volo. Non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Kenji. Appoggio e pallone perso dalla Feldi. Caiche. Donadoni. Raddoppiato il numero 8. Viene fermato. Fallonettissimo di Caiche per impedire la ripartenza. Ha rischiato anche il cartellino. Kenji. Sempre largo di Stagno. Casassa in uscita, puntuale. Poi la sua verticale finisce nella terra di nessuno. Ancora di Stagno. Lungo. Mascherona salta più in alto di tutti. Caiche. Taurisano. Sbuca Caponigro che va all'indietro. Kenji fermato da Mascherona. Si alza la pressione del Mantova. Ne esce alla grande la Feldi, che cestina in modo incredibile il 5-3. Siamo già dall'altra parte con Donadoni.
che pareggia la partita. Gol sbagliato, gol subito, si divora un'occasione irreale. La squadra di Antonelli punisce la formazione di Milella 4-4. Ha avuto la chance di portarsi sul +2 la Feldi con una situazione di 2 contro 0. Non l'ha sfruttata e ha subito il pareggio. Davvero incredibile. Non aveva neanche calciato benissimo Donadoni, pallone che è finito sotto le gambe di Di Stanio. Donadoni che segna il suo 4º gol in campionato, il 22esimo con il Mantova. 4-4. Kenji sbaglia il tocco in orizzontale. Caicche, Mascherona, Donadoni, ancora Mascherona, guadagna la rimessa il numero 11. Anche lui come Donadoni alla 3ª stagione al Mantova. Taurisano protegge, va all'indietro Donadoni in orizzontale. Ennesimo fallo laterale. Chiama lo schema per uscire dalla pressione Wilde. Va lungo ma sbaglia il rilancio per Taurisano. 8-10 al termine della sfida. Wilde ferma la Feldi ma solo per un attimo. Kenji al limite dell'area, la prendi, non riesce a servire il compagno sul secondo palo. Adesso riparte il Mantova. Leleco si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Di Stanio la lascia a Venanzio. Felipigno in orizzontale, Calderolli. Caicche intercetta e riesce anche a tenerla in campo. Casassa lungo per Taurisano che non può stoppare. Felipigno ingannato dalla pressione di Wilde. Wilde di prima, Cabeza controlla un pallone impossibile, lo offre a Wilde, si salva la Feldi in qualche modo. Wilde, Leleco sbaglia tutto, il capitano del Mantova, poi però rimedia andando in anticipo e trovando Misael. Solo giocatori della Feldi davanti a lui. Leleco col mancino, deviato in calcio d'angolo. Ne ha battuti 9 la Feldi, questo è il secondo per il Mantova. Misael sul punto di battuta, Leleco e Wilde al limite. Cabeza al volo, si era coordinato bene, non ha inquadrato la porta. Di Stanio, Venanzio, Felipigno,
sulla sua verticale per Ghi, rapidissimo nella girata, non trova la porta, difesa da Casassa. Con le mani lungo verso Cabeza, ci arriva ma non può impensierire Di Stanio. Felipinho, Wilde arriva come un treno nella pressione. Di Stanio avanza, Wilde chiede supporto ai compagni, è libero di pensare a cosa fare Di Stanio. La sua conclusione viene respinta, ci prova dalla distanza al Mantova, va molto vicino al 5-4. Ha ragionato troppo Di Stanio, che aveva tempo e spazio e forse poteva provare a concludere prima. Ghi, 1 contro 1 con Mascherona, non riesce a ritagliarsi spazio per calciare. Felipinho sfida Mascherona, chiede un triangolo con Venanzio che non si chiude. Mascherona va via, Venanzio non può commettere fallo perché è già ammonito. Impreciso il tocco verso Cabeza. Venanzio abbattuto da Wilde, non viene segnalato il fallo. Calderolli, morbido per il mancino al volo di Felipinho, respinto a pochi passi dalla porta. Calderolli, (5:51 alla sirena). Calderolli trova la soluzione in area di rigore, poi serve Ghi. Cabeza ci mette la punta. Ancora Calderolli, fuori per il destro di Venanzio, rimpallato. Calderolli chiede le distanze. Arriva Venanzio. Il pallone in qualche modo non è entrato. Non è riuscito ad appoggiarlo sul secondo palo Ghi. Giù Cabeza. Non c'è fallo. Può ripartire la Feldi. Mascherona, insuperabile nell'1 contro 1. (5:24 al termine, 4-4, e se dovesse finire così si allungherebbe l'imbattibilità casalinga del Mantova e anche l'imbattibilità stagionale della Feldi. Rimessa di cui si incarica Caiche. Gioco ancora fermo.
E si può ripartire. Mascherona, Kaique. In verticale, Cabeza. Spalle alla porta. Attende rinforzi. Poi si gira, Cabeza, fermato. Ma ha guadagnato un calcio di punizione. Gara fantastica, quella giocata da Cabeza fino a questo momento. Ancora una volta Spazzolone protagonista. Leleco e Misael sul punto di battuta. Ora sistema il pallone Leleco. Vediamo chi andrà tra il numero 5 e il numero 10. Va Leleco addosso alla barriera. Poi Wilde altissimo. Di Stanio. Leleco intercetta. Fallo laterale per la Feldi. Scorrono i secondi. Sempre parità tra Mantova e Feldi Eboli. Selusio. Va in avanti da Kenji. Addomestica con il petto. Viene fermato da Wilde che ha spazio per avanzare. Poi sceglie il tocco per vie centrali. Impreciso. E va al cambio il numero 13. Esattamente come Misael. Kenji prova ad autolanciarsi sulla destra. Cabeza dà una mano anche in fase difensiva. Donadoni. 4:36. Kaique. In verticale. Non riesce a difenderla Taurisano, che se la va a riprendere. Poi raddoppiato, la perde un'altra volta. Mascherona commette fallo. Già battuta la punizione. Kenji. Poco più di 4 minuti al termine. Palla in mezzo all'area, Gattarelli non la controlla, ma arriva alle sue spalle Kenji. 5-4, di nuovo avanti la Feldi. Lo spunto di Selusio. Gattarelli non riesce né a calciare né a controllare. Alle sue spalle sbuca Kenji per il 5-4. Non finisce mai questa partita. Kenji in pressione. Casassa sbaglia il rinvio per Taurisano. Di Stanio, anche lui con le mani. Casassa chiude in fallo laterale. Provano a farsi sentire i tifosi del Mantova. Gattarelli al volo. Casassa con il piede salva il Mantova. Selusio. Arriva Caponigro. Casassa è attento. Mascherona addirittura triplicato. E fermato. E la rimessa laterale per la Feldi, che batte con un po' troppa fretta. Calcio di punizione
per il Mantova, che sceglie di giocarsi la carta portiere di movimento a 3:40 dal termine. Dovrebbe essere Kayike il portiere di movimento designato, almeno in questo momento. Wilde sul punto di battuta. Vediamo se riusciranno a pareggiare la rete segnata da Kenji, la numero 3 nel campionato del brasiliano. Wilde, Leleko, Misael, ancora Leleko, Wilde, Kayike, con pazienza la squadra di Milella. Leleko, Misael, Kayike fermato. L'ultimo tocco è proprio di Kayike, va al cambio il Mantova rischiando anche qualcosa. Casassa ci mette una pezza. Sono riusciti a fare il cambio mentre il pallone era in volo. Calderolli, Filippigno per Di Stanio sulla pressione di Misael. 182 secondi al termine. Di Stanio, Filippigno, controllo così e così del 22. Può solo andare all'indietro. Calderolli, si muove Venanzio, servito proprio il numero 5 che la offre sul secondo palo a Filippigno. 6-4. Hanno completamente disorientato la difesa del Mantova con due contromovimenti. Viene perso dai radar biancorossi Venanzio, che poi da un cioccolatino da scartare a Filippigno non sbaglia. 6-4. Ancora portiere di movimento per il Mantova. Cabeza, Leleko, Cabeza, Wilde, di nuovo Cabeza. Giro palla alla ricerca di varchi. Wilde in mezzo, non trova né Misael né Kayike. (2:13) alla sirena. Di Stanio, lancio lungo intercettato da Misael, che poi però la regala la Feldi, ma ancora Misael a metterci una pezza. 2 minuti, non tantissimo, ma il tempo per fare 2 reti. Questo sport ci ha dimostrato che basterebbe. Wilde vuole la conclusione, respinta, fallo laterale. 1:40 da giocare. Leleko, Misael, ancora Leleko, Kayike, conclusione bloccata da Di Stanio, che ci prova dalla sua porta. Calcia fuori. Kayike con le mani sceglie la soluzione lunga. Di Stanio sbaglia il rilancio.
Rimessa laterale per la Feldi. Viene incontro Felipigno. Ignorato il 22. L'ultimo tocco è di un giocatore della Feldi. Fallo laterale. Torna in campo Caicche. E questa assomiglia tanto a un'ultima chance per il Mantova, che deve trovare il gol su questa azione se poi vuole crederci. Cabeza in mezzo, Caicche la tiene viva. Leleco. Wilde può anche calciare, preferisce scaricare da Cabeza. Wilde con spazio, Leleco controlla, Misael. Nessuno che si fa vedere al centro, si va da Leleco. Di Stanio stavolta ha più tempo per prendere la mira e metterla in porta. 7-4, segna il portiere della Feldi. Partita chiusa al Palace Schweitzer. Si riparte per gli ultimi 30 secondi con la Feldi che però ha messo in ghiaccio la partita. Misael respinto da Di Stanio. E allora si allunga la striscia positiva della Feldi, che tra lo scorso campionato e l'avvio di questo campionato, considerando solo la regular season, c'entra la 10ª vittoria consecutiva e il 14° risultato utile di fila. Contropiede per la squadra di Antonelli. Ghi difende il pallone, congela il possesso, non ha motivo per forzare. 5 secondi. Ghi dalla distanza, Murato, e arriva la sirena al Palace Schweitzer. La Feldi rimane capolista e a punteggio pieno, infilando il 5° successo in altrettante gare di campionato, l'8° successo su 8 gare stagionali, considerando anche la Coppa Divisione. La squadra di Antonelli non vuole fermarsi, secondo capo di fila invece per il Mantova di Milella. Da Luca Pellegrini e dal Palace Schweitzer è veramente tutto. Grazie per averci seguito. Io vi ricordo di seguire la divisione calcio a 5 sui propri social, in particolare di abbonarvi al canale YouTube per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano. Buona serata.